PD. Affonda le origini, affonda le proprie radici in una proposta di legge che è stata licenziata dalla sesta commissione lo scorso anno e però non ha mai trovato il suo ingresso in aula. E c'è un carattere l'abbiamo un po' rimaneggiata il meno possibile in questa fase per far favorire la discussione in sesta commissione, fare in modo che perciò l'iter venga accelerato. Dimmi quando vuoi interrompermi per integrare, proprio perché siamo oggettivamente molto tardi, nel senso che la nostra aspettativa, io da non consigliere, all'epoca da non consigliere regionale, la mia aspettativa è che questa legge venisse approvata nel 2011, non neanche nel 2012, proprio perché dal momento in cui passa, dal momento in cui trova perciò i finanziamenti in bilancio, che vengono attivati i regolamenti, che vengono perciò banditi poi i concorsi, tra virgolette, in realtà sono gli spazi per presentare le domande, e poi perciò venga progettata, realizzata iniziativa, rendicontata, ti porta via oggettivamente tempo, perciò siamo davvero in fretta. Io ho chiesto al Presidente della sesta commissione se ci fa il piacere di portarlo in gran fretta in autunno proprio in commissione, ha detto di sì. Abbiamo soltanto un piccolo problema, che è una cosa che riguarda non i lettori ma il Consiglio regionale, che la competenza della cultura e perciò anche della Grande Guerra passerà probabilmente, questo è per noi un intoppo, dalla sesta commissione alla quinta commissione, che per tutto ciò che è fuori il Consiglio regionale è una cosa che è totalmente indifferente, però per noi significa che potrebbe questo comportare di far partire all'inizio in sesta commissione, oppure che il Presidente Jacob darà comunque l'incarico, d'accordo l'ufficio di presidenza, alla sesta commissione di esaurire la discussione su questa materia, proprio per non tardarla. Abbiamo, rispetto alla proposta, tenete conto che non si parte dall'anno zero, c'è una legge dello Stato, la 78 del 2001, che già affronta naturalmente il patrimonio storico della Grande Guerra. Questa proposta di legge perciò in parte fa suo naturalmente i contenuti della 78, in più abbiamo altre due norme, una norma è la 14 del 2000, norma regionale, che peraltro viene abrogata da questa proposta di legge, eccezione fatta per una cosa che è stata inserita lo scorso anno con legge 6 del 2012, modificando proprio la 14 del 2000, cioè la legge con cui si istituisce l'esperto specializzato sui siti della Grande Guerra. Voi sapete che da una parte abbiamo la guida turistica, che è un esercizio proprio di professione, perciò c'è la regione che prepara i corsi, fa gli esami, è proprio un'attività nel vero senso della parola professionale. Tant'è vero che nel momento in cui uno dovesse svolgere questa attività nei confronti di gruppi singoli e farsi anche pagare, è un esercizio abusivo della professione. Ecco perché la Regione ha dovuto prevedere proprio con legge l'istituzione di questa nuova figura professionale, che è appunto questo esperto. Esperti, peraltro ci manca, ma è un oggetto di un'interpellanza proprio con Novelli, che sarà depositata domani, perciò ne parleremo in un'altra occasione. Oggi ancora non siamo in grado di sfornare questi esperti, ma gli esperti sono essenziali, perché una cosa, voi sapete, una cosa è la guida turistica che parla di Aquileia, che parla della Villa Manin, che parla di Trieste, di Gorizia, di Porto, di tutto, perciò il turismo regionale. Altra cosa invece una persona esperta proprio non soltanto di quanto è accaduto, ma dove è accaduto, cioè essere in grado di accompagnare con mano le persone sui luoghi e raccontare in modo esaustivo naturalmente tutto ciò che in questo luogo è accaduto, e perciò questa parte naturalmente è mantenuta dalla legge. Parte anche da un'altra consapevolezza. Primo, c'è ovviamente un grande rispetto storico, emotivo nei confronti del dramma guerra, perciò non è una legge Disneyland, per capirci. C'è rispetto dei 600.000 persone che sono morte, 600.000 italiani che sono morti, perciò sarebbe un'errata interpretazione se noi pensassimo che è una legge che serve soltanto per attrarre o per aumentare l'appeal della nostra regione dal punto di vista turistico. Perciò c'è un aspetto storico, tant'è vero che ne parleremo nell'articolato, cioè sia per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, dal patrimonio immobiliare fino alla tradizione
rischio, al racconto, alla foto, all'immagine, tutto ciò che è in grado, tutto ciò che noi siamo in grado ancora di fermare. Però è indubbio che, se questo è l'aspetto che interessa di più, certamente c'è un altro aspetto molto importante, non trascuriamocelo, che è la componente, cioè l'aspetto turistico. Noi tutti sappiamo che il luogo in assoluto più visitato nel Friuli Venezia Giulia non è né Miramare, né De Duino, né Villa Manin, ma in assoluto è il Sacrario di Re di Puglia. Il Sacrario di Re di Puglia va dai 350 ai 450 mila visitatori ogni anno. Se noi pensiamo a luoghi visitati, certamente ci sono le capitali che hanno 2-3 milioni, Roma mi pare che quest'anno aspiri ad avere qualcosa come 5 milioni di visitatori, 8-3 milioni e mezzo di visitatori. Roma, conosciuta in tutto il mondo. Verdun ormai supera il 1.600.000, 1.800.000 ogni anno. Verdun, ogni anno più di 1.600.000 visitatori all'anno. È indubbio perciò che, e senza tutte quelle promozioni che naturalmente hanno Venezia, Firenze, Napoli, Roma, Parigi, le altre capitali che ovviamente hanno un grandissimo appeal. Ecco, perciò il turismo della memoria è capace di intercettare una fetta grandissima di persone che vengono non soltanto dall'Italia, che vengono dall'Austria, dalla Germania, dall'Ungheria. Tantissime sono previste, una fetta interessante è prevista secondo queste simulazioni fatte da Turismo e Archeologia della regione, di turisti che vengono anche dall'Ungheria. Noi perciò crediamo che se ad oggi, se in questo momento Re di Puglia, dico Re di Puglia che naturalmente non è esaustiva di tutto il turismo del memoria, converrete di tutto il Friuli Venezia Giulia, però se ad oggi è in grado di attrarre 450.000 persone, noi crediamo che Re di Puglia possa senza dubbio traguardare il 1.000.000 di persone all'anno. Guai se noi dovessimo avere meno di 1.200.000 persone nei prossimi anni a Re di Puglia. Perché io ho individuato un luogo? Perché questo luogo, e ne parlo ad esempio per quanto riguarda ad esempio alcune modifiche che abbiamo, degli emendamenti che sono stati presentati a questa legge, tra i diversi emendamenti abbiamo previsto un appuntamento fieristico, che non è l'appuntamento fieristico perché è quello che è capace di attrarre persone che magari diversamente non verrebbero. Faccio un esempio. Una cosa è il goriziano magari a fare un giro nelle cantine venete per assaggiare i vini non ci va. C'è un grande evento, uno è attratto dall'evento, ci va con la famiglia e poi è condotto per mano ad assaggiare i vini anche nelle cantine venete. Quante occasioni abbiamo nell'ambito del vino, da cantine aperte, calici sotto le stelle, abbiamo visto che sono cose che funzionano, cioè hanno la capacità di attrarre persone e poi attraverso questo richiamo si conducono, si accompagnano le persone nelle cantine. Ma per dire che cosa? Che se noi riuscissimo a realizzare una fiera, poi io penso a Gorizia, ma più che altro perché Gorizia è il brand, è indubbio che quando associamo Gorizia a qualcosa associamo alla Grande Guerra, ma vale naturalmente per Isonzo, vale anche a Caporetto. È indubbio che quando si parla di Grande Guerra si parla di Grande Guerra a 360 gradi, cioè Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Per me la promozione del territorio, di tutto il territorio, è impensabile. Dimentichiamo la Grande Guerra, proprio solo come turismo è impensabile promuoverlo senza pensare a un territorio che è ampio e vasto, che perciò che include anche la vicina Slovenia. Ma dico, un elemento di novità ad esempio questo della fiera, perché noi pensiamo che Friuli Venezia Giulia possa diventare per alcuni giorni all'anno il luogo in cui tutti coloro che si interessano di Grande Guerra, ma anche non soltanto l'esperto, la famiglia che viene, il collezionista che dal collezionista di soldatini a cartoline agli accessori a tutto ciò che è anche immateriale, perciò la canzone, i canti della Grande Guerra, pensiamo quando pensiamo ad esempio alla Grande Guerra, ai film vecchi, nuovi, pensiamo ai rapporti che ci sono in Gorizia ad esempio con l'università e perciò con il DAMS, ma questo qui soltanto per accennare. Ecco, quando si portano 30, 40, 50, 60 mila persone in un luogo, è indubbio che se uno viene dall'estero o viene da 3, 4, 500 km qui, è indubbio che è interesse nostro condurli per mano in tutti i luoghi, fare in modo che dormano 1 o 2 notti e che con questa attrazione possano essere condotti poi nei luoghi della Grande Guerra, perché da qui in 20 minuti si va ovunque, in 30 minuti si va ovunque, sì o no, da tutte le parti, 35 minuti, 40 minuti sei a Treviso ancora un po', 45 minuti sei a Treviso, perciò
siamo in grado da qui davvero di condurre ovunque le persone. Però dicevo, innanzitutto questa legge ha uno scopo, quello di ripristinare, premesso, anzi un'altra premessa ancora sul brand, e se noi pensiamo, consentitemi sempre questo esempio del vino, se noi andiamo a fare del vino a Marghera, converrete tutti che una cosa è la PIL di Marghera, un'altra cosa è la PIL del Coglio. Perciò ci sono già delle iniziative legate alla Grande Guerra in luoghi che però non sono associabili nell'immaginario collettivo immediatamente alla Grande Guerra. Ci sono tantissimi luoghi, ripeto, che hanno associato il loro nome a drammatici eventi nella Grande Guerra, ma è fuori di dubbio che Gorizia e l'Isonzo, perciò tutto il fronte che va fino a Caporetto è quello, proprio perché forse le persone vivono di più il fronte rispetto che tutte le strutture che stavano alle spalle del fronte, indifferentemente, ma resta il fatto che noi dobbiamo sfruttare il più possibile questo brand rispetto al Veneto, rispetto al Trentino. Sono regioni dove sono già partiti. I lavori fatti in Trentino e Alto Adige sono eccezionali, la campagna acquisti fatta in Trentino e Alto Adige nei confronti delle collezioni private di persone della nostra regione sono stati eccezionali, i lavori fatti in Veneto sono davvero partiti prima di noi. Noi dobbiamo recuperare questo gap approfittando appunto anche di questo brand. Entrando nel merito delle proposte, noi all'articolo 1 individuiamo subito, analogamente alla legge alla 78, la legge statale, gli ambiti in cui operiamo. Innanzitutto perciò parliamo di censimento, catalogazione e inventariazione, cioè tutto ciò che c'è deve essere inventariato e censito. Avere un qualcosa, come pensare una biblioteca con 100.000 volumi e non sapere cosa c'è e dove trovarlo, è come non averlo. Perciò l'importante è riuscire in modo scientifico a censire, catalogare e inventariare tutto ciò che non è ancora stato fatto. Poi passiamo nel monitoraggio, manutenzione, restauro, conservazione, percorsi didattici, turistici, culturali, messi in rete, sono tanti progetti culturali, c'è un po' di tutto, però l'importante è capire che noi partiamo dal momento dall'ambito immobiliare, cioè le risorse destinate per il ripristino della cannoniera, del percorso, il museo, fino agli studi, ricerche, fino all'attività didattica. È importante naturalmente, chi avrà il piacere e tempo di leggerlo, vedere come per noi la promozione assume un ruolo determinante. Non leggo tutto perché, ripeto, se volete lo approfondiamo. Ecco, un altro forse aspetto che forse non emerge nella mera elencazione, l'interesse destinato alle collezioni private. Indubbiamente ci sono luoghi, mi riferisco al Museo della Grande Guerra della provincia in Castello, che per me è meno blasonato di quello di Caporetto. Per me, francamente, dal mio punto di vista, secondo i miei gusti, io preferisco il Museo della Grande Guerra in Castello, ben fatto, quello della provincia. Forse quello di Caporetto ha qualcosa che Gorizia non ha, lo spazio che ti consente in più lingue, ad esempio di contestualizzare, perciò hai i filmati, anche uno che perciò non è un esperto si siede in 10 minuti, capisce nella sua lingua, vede le simulazioni, cioè capisce perciò cosa è accaduto, dove, il fronte, come si è spostato. È una cosa forse che a noi manca. Però per quanto riguarda però il museo di Gorizia, per me senza dubbio è un bellissimo museo, però è quello che oggi non si mostra perché è chiuso nel privato, sono le tantissime collezioni private. Perciò noi abbiamo sia siti che sono all'interno di proprietà private, cito perché forse è quello più conosciuto nella nostra provincia, il Parco Ungaretti, ma soltanto perché è quello che ci mette risorse, intelletto, promozione, molte risorse private, ma ci sono tantissimi che hanno dei siti della Grande Guerra proprio all'interno delle proprie proprietà. Ebbene, noi abbiamo previsto la possibilità di interventi finanziari e reti regionali, a condizione naturalmente che il sito venga promosso e messo in fruizione naturalmente da parte di tutti, perché altrimenti viene meno la ragione di un intervento di risorse pubbliche. Ma anche le collezioni private, ci sono collezioni di grandissimo pregio, ma collezioni che valgono anche centinaia di migliaia di euro in capo a privati che hanno questa passione, hanno risorse, tempo per cercare.
Perciò la possibilità che tutte queste collezioni vengano messe in rete, perciò censite, sapere fare una schedatura di ciascun bene, parliamo di decine di migliaia di oggetti, non di centinaia, decine di migliaia di oggetti, sapere che sono a casa di qualcuno e non poterlo utilizzare è un peccato. Naturalmente la collezione privata resta privata, il privato che dice guarda, io ho il piacere che quello che è mio possa essere visto da parte del ricercatore, della scuola indifferentemente, questo è un valore aggiunto proprio per la regione nostra, perciò riuscire a spese della regione, prevedere la catalogazione, riuscire a monitorare tutto ciò che di privato c'è e metterlo naturalmente in rete, questo naturalmente con risorse regionali. Poi all'articolo 2 è copiato, questo sì, da legge nazionale, cioè è con delle modifiche leggere introdotte dai lavori della sesta commissione, cioè tutto ciò che di immobile appunto può essere oggetto di intervento, vedete dai cimeli, cipi, monumenti, fortificazioni, gallerie, casermaggi, eccetera eccetera, tutto ciò, qui abbiamo messo davvero tutto ciò che ci è stato segnalato, perché nel momento in cui si entra nel dettaglio o citi tutto, perché se entri nel dettaglio e c'è qualcosa che non è citato ci sarà sempre il dirigente o funzionario della regione che dirà no, questo non può entrare. Perciò noi abbiamo davvero individuato tutto. Tra questi ricordiamoci beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici, sonori, perché tanti dicono vabbè, ma sono sciocchezze. Ci sono tante persone, il nostro scopo è anche quello di attrarre persone giovani e non giovani, famiglie, alla conoscenza dei drammi e dei luoghi, dei siti della Grande Guerra. Certamente è un qualcosa destinato a fermare nell'immaginario, a fermare quello che può deprimersi, a fermare anche la memoria, scriverla prima che questo possa essere reso più difficile col passare del tempo. Ma noi cerchiamo anche attraverso anche altre cose, ad esempio quando parliamo di cori, perché questo ci consente magari di avvicinare chi è già vicino per vocazione, per passione, magari al coro, attraverso il coro avvicinarsi ad esempio alla conoscenza della Grande Guerra, ma così vale per la cartolina. C'è tanta gente che ad esempio abbiamo visto a Gorizia, cito Gorizia per esperienza personale, si fa una mostra di cartoline di una città vecchia, ha il pienone, ha il catalogo, fa il pienone, perciò attraverso il piacere che ha la persona di vedere quei luoghi, attraverso gli occhi di chi viveva quei luoghi 100 anni fa, 80 anni fa, 70 anni fa, ecco, avvicinare queste persone alla conoscenza della Grande Guerra. Poi abbiamo istituito un comitato consultivo che naturalmente è costituito dai 2 assessori di riferimento cultura e turismo, loro delegati, un rappresentante per ciascuna provincia, un rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 4 studiosi espressioni di associazioni che naturalmente operano sul territorio in questo settore, un rappresentante di Asso Arma, un rappresentante del commissariato generale di Ondor Caduti, tanto per capirci, un rappresentante per ciascuna delle 2 università, e poi vedrete i comuni, ANCI, ufficio scolastico regionale, eccetera. Abbiamo nell'articolo 4 individuati i compiti, che sono compiti di proposta e consultivi. Abbiamo anche individuato poi un braccio operativo che è l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e la Cineteca del Friuli, che sono soggetti finanziati già dalla regione e sono dei bracci operativi che ci consentono di uscire dalla regione, perché il mio timore è sempre questo: quando si entra in uno specifico e si resta all'interno della pubblica amministrazione, o hai la fortuna di avere un dirigente, un funzionario che vive, che ha passione, che segue proprio con grande interesse, ma proprio con grande partecipazione, con grande trasporto, segue quella materia. Diversamente è una delle tante materie che segue quell'ufficio, perciò non puoi passare attraverso un ufficio che magari per farti un atto amministrativo ci impiega 3 mesi, per farti un pagamento ci impiega 6 mesi, e capisco, perché ogni ufficio è oberato. Allora abbiamo individuato nell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e della Cineteca del Friuli 2 bracci operativi proprio di questa collaborazione della regione. Abbiamo individuato poi delle percentuali ad esempio per l'attività editoriale il 5% rispetto a tutti gli altri tipi di interventi, per evitare che cosa? Che la cosa più facile sia quella che dopo assorba la maggior parte delle risorse, cioè per evitare che ogni comune, 200 comuni e passi in regione, si faccia un libro da 10.000 euro, non abbiamo i soldi nemmeno per l'attività editoriale e il capitolo chiuso. Semmai una modifica che non abbiamo fatto qui per non rallentare l'iter, ma che farò in commissione, è
avere il coraggio di destinare la maggior parte delle risorse dell'attività editoriale non per la stampa, non me ne vogliono chi vive all'interno di una tipografia, ma il libro sì, ma il libro in formato sfogliabile nel cellulare, PDF. Noi dobbiamo pensare che quello che si fa adesso non servirà per i prossimi 12 mesi, quello che si fa da adesso al 18 servirà per i prossimi 20 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni. Fra 20 anni sarà sempre più difficile trovare il libro stampato, sarà molto più facile trovare il libro non in PDF ma proprio la versione sfogliabile, perché io temo il piccolo comune che stampa le 500 copie o le 300 copie, che per carità sono cose bellissime, io come associazione o Lega Nazionale Giuliano Dalmeti ne ho fatto in continuazione, però il problema è la diffusione. Rimangono nelle case dei soci, nella biblioteca di 2 o 3 associazioni vicine, l'università, la biblioteca statale. Dopodiché diventa difficile non leggere, ma sapere che quel libro è stato scritto. Il riuscire però a privilegiare in questo settore la scrittura dei libri, allora sì che ne puoi fare tanti, la scrittura dei libri all'interno di un format, di una piattaforma proprio realizzata dalla regione, che ti consente perciò a costo zero, se ce l'hai sul formato, se ce l'hai già naturalmente in formato elettronico, di scaricarli e di sfogliarli gratuitamente in tutto il mondo, e poi più facile anche la traduzione. Se invece si sceglie un editore che perciò partecipi magari in una certa misura al rischio d'impresa, in quel momento l'editore dice no ragazzi, io ovviamente ho dato una quota per stampare, mi faccio carico naturalmente del rischio, tu non puoi metterlo su internet a costo zero. Il nostro scopo però è quello di promuovere la divulgazione naturalmente della storia e dei luoghi della Grande Guerra. Poi troverete tutto ciò che può beneficiare di contributi all'articolo 5, come dicevo prima, dei beni immobili, quelli già ricordati nell'articolo 2, tutta l'attività editoriale scientifica, la sistemazione dei beni immobili destinati all'uso museale, il recupero della memoria, individuando poi l'attività editoriale, musicale, proiezione espositiva, quello che vi dicevo già prima, la fruizione turistica, la gestione, come vi dicevo prima, di tutte le cose private. Una gestione deve essere però a beneficio pubblico, divulgazione, studi, ricerca, tutte queste cosettine che cerco di, poi approfondiremo con le vostre domande. Poi naturalmente ci sono spazio alle convenzioni che si possono fare tra pubblico e privato nel momento in cui la collezione, il luogo del privato è capace, ad avviso anche del comitato scientifico, di suscitare un particolare interesse. In questo caso è fuori bando, tra virgolette, perciò queste cose più significative possono comportare la necessità proprio che la Regione sottoscriva delle convenzioni con questi privati, convenzioni e rapporti di collaborazione. E un altro aspetto forse che abbiamo poi cambiato anche rispetto alla versione originaria è l'articolo 10, laddove si parlava soltanto di raccolta. Abbiamo raccolte di beni mobili, non so se voi sapete, ci sono dei cultori che si chiamano i ricercatori, proprio quelli che cercano, sono anche portati. Io sono andato con un ricercatore e lui ha trovato una dozzina di piccoli reperti, io neppure uno. No, ma è vero, è come quando, fuori microfono, quando vado con mia madre in Istria a prendere gli asparagi verdi, non ne trovassi uno, mia madre Mazzi deve avere l'occhio allenato, e così ho capito che io sono negato, perciò non sono ricercatore, perciò non so interessi privati nati d'ufficio. Però queste persone, quando vai su Sabutino, ma riescono a trovare schegge, cose che per me è un sassolino. Oltre naturalmente che l'occhio, uno deve sapere cosa cercare, quando cercare, i luoghi, bisogna avere anche fiuto. In più ci sono anche delle attrezzature che ti consentono di individuare dei reperti al di sotto del manto sulla superficie. Ecco, prima tutta questa attività di ricerca non era messa nell'ambito dei divieti. Se non c'è una cosa è la raccolta, ma senza la ricerca non ci può essere naturalmente una raccolta. Poi le sanzioni, le collezioni privati e i regolamenti attuativi. Ecco, sui regolamenti attuativi, è come dicevo prima insieme al collega amico Novelli, siamo entrati nel merito, perché c'è una legge appunto che da 1 anno e mezzo e non ha ancora un regolamento attuativo.
noi dovremo incalzare, perché senza un regolamento attuativo questa legge, anche se approvata, non verrà applicata. Perciò nel momento in cui passerà in commissione, io chiederò espressamente alla commissione, chiederemo insieme in commissione che vada avanti almeno per bozza il regolamento attuativo, perché se attendiamo che diventi legge, se attendiamo che la regione faccia, che la direzione competente faccia un regolamento e che venga poi sul quale si esprima la nostra commissione, significa che noi giungeremo al 2018 avendo già perso un'ulteriore opportunità. Cosa ho dimenticato? Tantissime cose, tutto ciò che voi chiedete. Soldi, quanti soldi a disposizione sono? Dobbiamo chiederlo alla regione. Noi volevamo già mettere adesso in assestamento la settimana scorsa, quando abbiamo approvato una destinazione di massima dei 180 milioni di tesoretto che era stato trovato, avevamo chiesto che avevamo pensato di individuare in quell'occasione il momento per riservare alcuni milioni di euro. Perciò per noi abbiamo deciso di presentare, non attendere la legge di bilancio, ma la ripresa a settembre per presentare una mozione. Perché se noi attendiamo l'assestamento, cioè la legge finanziaria del prossimo anno, quando perciò i giochi sono già stati fatti, riesce a tirare fuori 300, 400 mila, 500 mila euro? Con 500 mila euro qui non fai niente, considerando poi che, ripeto, si parla di cultura, si parla di conoscenza del nostro territorio, ma si parla di turismo, la più grande opportunità turistica che viene offerta al Friuli Venezia Giulia. Persa questa opportunità è proprio perso. Dopodiché dovremo fare la battaglia con Rimini, peraltro comunque non certo su questi temi. Perciò per noi lo step con cui partire sono almeno 2 milioni di euro. E credetemi, chi pensa che 2 milioni sono tanti, 2 milioni sono pochissimi. Perciò se noi dovessimo destinare 500 mila euro per spesa corrente, cioè non investimenti, 1,5 milioni per investimenti, credetemi, è pochissimo. Il segretario della provincia sa che con 4 milioni di e passa, voi avete 3 milioni e mezzo, probabilmente sono destinati, come dicevi tu, a stima per i beni mobili, cioè per gli investimenti, capirete perciò che è il minimo. Certamente a questi si aggiungeranno le risorse comunitarie, perché è indubbio che sia per quanto riguarda ad esempio anche il GECT, faccio un esempio, la fiera di Gorizia sarà già all'interno del GECT è una proposta. In più, sempre con la fiera, cito la fiera semplicemente perché lo conoscevo, l'avevo seguita in prima persona, abbiamo già presentato con la vecchia programmazione comunitaria, perciò non quella 14-20, abbiamo presentato una proposta insieme alla Slovenia. Però dico, certamente tante iniziative avranno bisogno però di una compartecipazione, perciò fare in modo che una parte di queste risorse siano destinate alla compartecipazione, perché è un peccato che se il piccolo comune è in grado di presentare un progetto che ti costa 100.000 euro e sotto fuori però che il piccolo comune deve mettere mano a 20.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro per realizzare il progetto e il comune non ce l'ha, significa perdere 80.000 euro. Per quei 20.000 che non abbiamo, perdere 80.000. Perciò in commissione una delle nostre proposte sarà quella di prevedere una quota di partecipazione nei confronti soprattutto dei piccoli soggetti, che può essere l'istituto di ricerca, l'associazione, il circolo. Perciò fare in modo che la quota di copartecipazione che il privato non è in grado oggettivamente di trovare non costituisca il rischio, non rappresenti il rischio di perdere invece le risorse comunitarie. Perciò 2 milioni e mezzo di partenza, perché sotto i 2 milioni e mezzo è oggettivamente impensabile. Con De Anna, quando avevamo stimato delle risorse, abbiamo stimato 5 milioni di euro. Cioè Rudy, noi dobbiamo avere 5 milioni di euro per la grande guerra, perciò 2 milioni e mezzo, sotto i 2 milioni e mezzo è davvero mettere solamente un post-it. Se poi a 2 milioni e mezzo di euro riusciamo a tirare fuori quello che si stima riuscire a tirare fuori dai progetti comunitari, cioè 5 milioni e mezzo, significa che possiamo pensare di avere 7 milioni e mezzo complessivamente. Però ripeto, se alla fine anche con i progetti comunitari siamo sotto questa cifra, significa che abbiamo sprecato una grandissima opportunità. E quando, perché la Serafina l'altro giorno ha detto che non ci sono tanti soldi, eccetera, quando verrete a capo? Prima del bilancio? È prima del bilancio, perché noi ci troveremo anche con Torrenti, perché comunque la competenza sarà sua, anche se chi mi dice che la Serracchiani ha intenzione di provare a gestire in prima persona
questi grandi eventi come la Grande Guerra, poi naturalmente tutto il resto sarà gestito da assessore. Perciò noi intendiamo presentare una mozione, fare in modo che il Consiglio discuta di questo proprio, in modo tale che quando gli uffici faranno il bilancio sapranno già che su un bilancio da 5 miliardi di euro i 2 milioni e mezzo saranno destinati al primo step. Perché io capisco anche che l'importante è partire, perché comunque ci sarà la fase della progettazione, tutto il resto, abbiamo tempo, poi capisco anche l'assestamento di bilancio, perché in assestamento qualcosa si trova sempre, però noi dobbiamo partire con 2 milioni e mezzo. C'è una parte della ragione che dice non mettiamo troppi soldi perché se le persone non sono in grado di partire, noi abbiamo messo soldi che non fruttano, però se non abbiamo soldi non faremo mai i riparti, perciò i 2 milioni e mezzo vanno certamente messi a bilancio. Volevo chiederti una cosa, proprio per chiarire, no? In questo momento la Regione ha un programma per la celebrazione del Primo Guerra Mondiale già abbozzato? Ha un programma realizzato da Turismo FUG, nel senso che De Anna aveva già con Turismo FUG era il braccio operativo relativamente alla Grande Guerra. Tant'è vero che ci sono altre iniziative di cui noi non ci siamo fatti carico, però sempre per questa ragione di accelerare i tempi della discussione di questa proposta, però diversi emendamenti verranno inseriti. Tra questi un progetto che già è in fase di realizzazione, ma lo inseriremo, è quello dell'elenco dei 600.000 morti in tutta Italia. C'è insieme al Historical Military Center, quello che era del maresciallo Cati e del presidente del maresciallo quello di Udine, comunque no, tenente non era. Stiamo facendo la raccolta finanziata perciò dalla Regione di tutti, intanto quelli del Friuli Venezia Giulia. Tutti hanno l'istituto, il comune ha l'elenco dei suoi morti. Non dimentichiamoci che come parlavamo prima dell'inizio della conferenza, il primo morto di Gorizia è proprio uno imparentato con i Cossari, il Perissutti, ti ricordi tu forse il nome Perissutti? Il primo morto di Gorizia nel 2014 è proprio uno comunque imparentato con i Cossari. Ecco, però la nostra regione ha 200 e passa comuni, non è possibile avere 200, poi non tutti i comuni hanno gli elenchi delle proprie perdite. Perciò il nostro obiettivo qual è? Partire da Friuli Venezia Giulia e acquisire progressivamente non soltanto i morti nel Friuli Venezia Giulia, ma del Friuli Venezia Giulia, ma acquisire i 600.000. Perciò la nostra regione con De Anna e con questa associazione finanziata perciò da De Anna era disposta a divenire la memoria, tanto ormai si fa tutto in digitale, la memoria di tutti, cioè l'elenco di tutti i morti. Perciò è sulla scheda, non è soltanto nome e cognome, tutto quello che si sa. Perciò oggi magari per un anno avremo solamente nome e cognome, fra 2 anni grazie magari ai documenti, alle testimonianze del familiare, dell'amico, potrò mettere nome e cognome, dove è morto, quando è morto, fare in modo perciò che di ciascuno si sappia più cose possibili. Però l'importante è avere, ripeto, per 2 motivi: uno naturalmente per fermare il più possibile adesso queste memorie, e anche per rispetto di chi ha dato la sua vita naturalmente in queste circostanze. Io volevo chiedere questo, allora c'è la bozza del turismo FUG che è già in imperativa, poi ci sarà questa legge, andiamo giù, come si aggancia per esempio con Carso 2014 con quello che fa Gorizia o Falcone? Con questo comitato. Cioè come si incastrano? C'è questo comitato, perché noi dobbiamo avere un'unica cabina di regia. Questa cabina di regia e questo comitato dell'articolo 4 o 5 dell'articolo 4, i compiti 3. Tutto affluisce allora? Sì, ogni cosa che sarà finanziata, tutto ciò, poi quello che fa il privato, di cui nessuno ha conoscenza, però tutto confluirà in questo comitato. Avrà, oltre che i rappresentanti dei comuni, perciò anche il piccolo comune avrà interesse, o anche se l'ANCI viene a conoscenza di un'iniziativa, è interesse suo attraverso il suo rappresentante portarlo al comitato. Le 4 province, perciò tutto ciò che è Carso 2014 sarà portato attraverso il rappresentante della provincia. Occhio che le università sono un patrimonio eccezionale, nel senso che le università faranno parecchie cose. Quando ci siamo trovati a Gorizia con quella riunione 6 mesi fa di tutti i protagonisti dell'associazionismo goriziano, Gorizia, entrambe le università avevano già dei progetti interessanti. Qui abbiamo cercato di mettere perciò
oltre che a SOARM, le associazioni più rappresentative, cioè tutti coloro che, per non fare un'assemblea pletorica di 200 persone, un'assemblea di una ventina di persone che perciò rappresentano tutto, e tra l'altro uno scopo della legge espressamente indicato è quello di fare rete, in sostanza attraverso un sito tutto ciò che io voglio sapere che si farà sulla Grande Guerra, lì potrò venirne a conoscenza e lì comunicherò, lì faremo rete. Poi è anche vero che io, se non sono tecnico, uno mi dice guarda ti chiedo un contributo su una cosa particolare, io assessore regionale, io direttore centrale, dico cosa ne so se quel manufatto è importante, non è importante, serve, non serve, un'iniziativa dal punto di vista della didattica perché sarà rappresentata anche a scuola, serve, non serve, non sono in grado, devo avere questo gruppo perché questo dirà alla regione, cara regione, per me questo è una grande sciocchezza, ok, grande sciocchezza, parere non favorevole, questo è eccezionale, deve essere prioritario, bene, allora per noi sarà prioritario, cosa che peraltro già si fa nello sport, ad esempio per quanto riguarda certi interventi nello sport c'è comunque i CONI, attività sportive che si esprimono, no? Cioè avere un gruppo di tecnici, sia rappresentanti delle istituzioni che delle associazioni che della cultura, che dicono sì, no, sì, no, sì, no, e anche per evitare che l'assessore o il direttore centrale venga tirato per la giacca dal sindaco, dal presidente dell'associazione, per dire guarda la mia iniziativa è la migliore in assoluto, tutti gli altri sono sciocchezze, io sono il più bravo, sono il più buono, sono quello che è più di altri. Non sai, quando hai mille domande devi avere un gruppo di tecnici che si esprimono, questo è quello che si esprimerà. Dopo tu hai vissuto in un'altra veste, no? Alcune tappe della marcia di avvicinamento, la domanda è perché così tardi, cioè perché si è arrivati così tardi a questa situazione? Ci troviamo a praticamente un anno, meno di un anno dall'inizio delle celebrazioni, in realtà citando anche tu gli esempi di Veneto e Trentino che sono molto avanti nella programmazione, qua siamo fermi a palo. Perché per me francamente mancava una task force, abbiamo bisogno, una delle prime cose che ha fatto Diana, rammenterete, è stata quella in via Sabadini a Udine, quello vabbè forse impropriamente chiamato Stati Generali sulla Grande Guerra, che però c'era anche tu mi pare, no? Ti ricordi, era pienone, siamo andati avanti fino alle 9-10 di sera, 7 ore, 8 ore, 9 ore di discussione, e lì ci siamo accorti però di quanto il territorio producesse, in grado di produrre, cioè, cito Tiziano solo perché sei qui, a chi verrebbe in mente quando parliamo di queste iniziative che, ecco, di contattare un gruppo fuoristadistico, dice a nessuno verrebbe in mente di contattare un gruppo fuoristadistico. Il gruppo, ma cito Tiziano, oggi mi è scritto con SMS e pubblico, posso partecipare, perciò Tiziano come presidente del GFI, il gruppo fuoristadistico, in sentito loro, che ci sia il comune o no, che ci sia una provincia o no, che ci sia una regione o no, comunque loro si sono messi a disposizione con i loro mezzi fuori strada per portare quelle persone, non soltanto chi è un portatore di handicap magari ma anche chi ha difficoltà con la deambulazione. Se voi mi dite Rudy devi andare in montagna su per le rocce, devi camminare 3/4 d'ora, vai a piedi o c'è la possibilità di farti portare fuori strada? Io telefono a Tiziano, al via delle battute, nel senso che facciamo in modo che ci sono dei siti che sono fruibili immediatamente. Ci sono tanti siti che oggettivamente sono fruibili soltanto a una nicchia di persone, perché cito Tiziano proprio per dire che però tantissime associazioni possono dare una mano, e queste non è che hanno atteso l'incipit, no, della regione, perciò prima difficoltà è stata qual è? Per me mancato una cabina di regia, poi in quel momento la giunta regionale è partita con la cultura, però la maggior parte delle risorse ce l'aveva il turismo, cioè la cultura non aveva risorse destinate alla Grande Guerra, perciò il turismo sì, è mancato un coordinamento tra turismo e cultura. Poi si è cercato di supplire con turismo FUG che faceva da coordinamento, ma il turismo FUG aveva una vocazione esclusivamente turistica, non culturale, non aveva rapporti con le scuole, con l'associazionismo che non fosse turistico, è mancato un po' questo. Visto che tu hai vissuto dall'altra parte della barricata. Hai fatto un'analisi lucida di quello che è accaduto. Diciamo che non è la prima volta che nella nostra regione si arriva un po' tardi rispetto anche ai grandi temi, è un po' quasi genetica questo ritardo che noi abbiamo su tante cose, però poi abbiamo anche la capacità di recuperare. Io volevo soltanto, visto che hai sostanzialmente inciso su tutti i temi più importanti, volevo
sottolineare una cosa dal mio punto di vista, che il centenario della Grande Guerra, con anche questa norma, avrà un ulteriore vantaggio, quello di riuscire finalmente a creare una collaborazione tra le centinaia di persone e associazioni che si occupano anche in modo nascosto di Grande Guerra, e questo sarà un salto anche culturale molto importante, tant'è che sul territorio, chi di voi se ne occupa lo sa già, ci sono molti contatti tra le varie associazioni che cercano anche di unire le forze che prima non c'erano, e questo per me è una cosa importantissima, fondamentale. E poi un altro aspetto, e qui concludo, è che il centenario della Grande Guerra servirà anche per far conoscere ai Friul Giuliani anche i luoghi della Grande Guerra che non appartengono al loro specifico territorio. Mi spiego, quando noi parliamo del Carso parliamo del focus, del richiamo storico, turistico, culturale della regione Friuli Venezia Giulia, però molte poche persone invece conoscono altri luoghi che nello specifico sono stati magari in modo più limitato altrettanto importanti di richiamo. Io che sono cividalese, ad esempio, ho vissuto sempre in modo marginale, nonostante Caporetto sia lì, e Caporetto non lo sposti, no? Caporetto era lì nel 18, è lì adesso, ma in tutti questi anni il territorio, e anche Cividale, che ha vissuto in modo diretto comunque la rotta di Caporetto, non ha mai assorbito questo aspetto, non ha mai fatto proprio, diciamo, questo aspetto storico per poter anche, come dire, avere incoming turistico, per poter anche aumentare la cultura degli abitanti stessi. Io so che il museo di Caporetto fa circa 50.000 visitatori all'anno. Cividale adesso si sta muovendo per creare una mostra espositiva permanente, grazie all'Associazione Nazionale Alpini, che attraverso i suoi collezionisti ha deciso di lavorare insieme ad altre associazioni del territorio per mettere tutto quanto insieme e poterlo esporre a un pubblico più vasto. Quindi voglio dire, siamo tardi, ma nello stesso tempo siamo anche come dire, nel momento storico migliore per poter fare quel salto di qualità che oggettivamente è mancato. Si dimenticavo, io ho parlato più da trincea, nel senso che ho parlato più perciò da tutto ciò che va da Montermada a Caporetto, perché è quello che forse ha più appeal. Non dimentichiamoci però che in altra veste abbiamo fatto dei percorsi che vanno fino a Pordenone, perciò c'è la retrovia, il percorso dell'allontanamento da Caporetto, sono dei luoghi dove, che peraltro sono già frequentati, nel senso che soprattutto da parte di un certo tipo di turismo, sono luoghi che non attendono di essere promossi. Se vai a Pordenone, mi diceva l'assessore Grizzo che ci sono soprattutto nei weekend luoghi visitati da centinaia di persone, ma lì proprio a grappoli, ma non lungo la strada, perciò che devono lasciare la macchina sotto, fare una scarpinata di 3/4 d'ora, arrivare su questi luoghi, e sono luoghi sui quali la provincia e la regione hanno già destinato risorse nel tempo passato. Perciò comunque non dimentichiamoci che la regione, provincia, nell'arco degli ultimi anni ha comunque investito, nel senso che non siamo all'anno zero, non è che da oggi all'improvviso la regione comincerà a chiedersi: c'è qualche trincea in giro? Dobbiamo dare una pulitina? E poi ci sono associazioni, io penso al territorio mio perché è più facile, penso perciò al coordinamento che ha fatto la provincia di Gorizia, ottimo, eccezionale, penso all'associazione Sagrado di Visentin, penso dalla Proloco, tutte le iniziative che fanno in continuazione, ma penso anche alle due associazioni di Duino, sia quella di quell'architetto che quella di Montermada, penso a tutte le associazioni del Cividalese, il rapporto con gli alpini, grazie cos'è? Con gli ungheresi, a Cepicchiolina, ma penso al rapporto che abbiamo adesso tra Nord Caduti e alpini, sia per il Sacrario che per Oslavia, perché Oslavia ha 54-55.000 caduti, che non sono una sciocchezza, sono una cifra impressionante, fa capolire naturalmente la pelle, e anche vedere in quelle condizioni altrettanto.
Io ho parlato in Gorizia semplicemente perché sono goriziano e Gorizia, ho citato la fiera semplicemente perché Gorizia, pur avendo il brand, non ha però luoghi, nel senso che non è attraversata, grazie al cielo, da trincee. Gorizia ha luoghi di nicchia, nel senso che il Calvario è di nicchia, il Sabotino è di nicchia. Certo che se la provincia dovesse chiedere al demanio la cessione delle strade, il demanio stappa una bottiglia e le cede alla provincia. Ma, ma uno dovrebbe avere i soldi naturalmente per adeguare la viabilità, perciò parliamo di milioni di euro che oggettivamente non ci sono, però ripeto, sono luoghi ancora di nicchia questi idee. Posso fare delle domande e tu mi rispondi flash? Sì. L'hai già accennato prima, ma non ho capito. Questa è una proposta di legge. Sì. Adesso andate in vacanza fino al 26, mi pare. È già depositata. Ecco, quando dovrà diventare legge perché si possa operare? In autunno necessariamente. Ecco. Anche perché non partiamo dall'anno zero, c'è anche la firma di un consigliere del PD, l'abbiamo già illustrata, l'abbiamo già consegnata all'assessore, l'abbiamo già illustrata anche al Presidente della Commissione, perciò io conto sul fatto che la sesta Commissione, prima che vada in quinta, visto che oggi ha calendarizzato solo un impegno, che è il diritto allo studio, perciò abbiamo chiesto che contestualmente al diritto allo studio si lavori su questo perché c'è un carattere di urgenza ovviamente. Cioè avremo una legge ad hoc per il centenario in autunno. In questo qua rientra anche il finanziamento a Storia che il prossimo anno vuole ampliare la sua offerta, e rientrano anche i finanziamenti per la sistemazione di Oslavia o no? Io se fossi in Storia, se dipendesse da me, io in Storia mi terrei una mia nicchia mia, nel senso che Storia è un valore aggiunto con o senza Grande Guerra e sarà con o senza Grande Guerra dopo il 18. Perciò se Storia va a ritagliarsi lo spazio lì, significa che si fa le gomitate con tutto il resto che sarà. Perciò Storia per me deve avere un suo capitolo come uno dei grandi eventi della cultura del Friuli Venezia Giulia. Perfetto. Assolutamente. E l'Oslavia, l'ossario? Oslavia in questo momento i soldi non ce li ha, nessuno mi pare che aveva 500.000 euro tra Oslavia e Fogliano di Puglia. Oslavia in questo momento, quello che risulta a me, ha bussato a danari al governo e mi pare che ha ottenuto meno di 100.000 euro, non è possibile? Con questa legge non c'entra. Su questa legge può certamente prendere, senza dubbio. Il problema è che Oslavia ha bisogno di tanti soldi, però alla fine se si tratta di sistemare anche 30, 40, 50.000 euro, un intervento da 2 milioni di euro, non c'è, inutile generare false aspettative. Allora, un'altra cosa, dopo il caso 2014 sono da tanti anni che lavorano, Verghetta sta facendo anche incontri con i sindaci austriaci, sloveni. Anche il caso 2014 va dentro qui? Assolutamente sì, ma guai se no, tutto ciò che è partito deve andare qui, se no si perdono i pezzi. Scusa, ma la proposta di turismo che è stata presentata alla BIT quest'anno, hanno fatto il presidente del comitato scientifico Paolo Vieri o cose del genere? No, dovevano farlo. È caduta la fine della giunta, sì. Lì cosa succede? Andate in contrasto? No, è quello che è il capitolo chiuso, no? È completamente tutto quello che era stato presentato? No, è il progetto che c'è resta in piedi, quelle iniziative che sono state fatte, i finanziamenti, i portali, anche perché sono progetti che sono già chiusi, hanno già tutto il finanziamento. Sì, quindi non va in contrasto con niente. Ma no, anche perché, occhio, che in questo ci sono 2 assessori in questo comitato, per questo dico, c'è sia la cultura che il turismo. Qui abbiamo messo insieme cultura, turismo, 4 province, università, l'associazionismo, cioè qui stanno tutti. Perciò io turismo, se ho un qualcosa, entra dentro. Non è possibile che in una regione da 1.250.000 abitanti la mano destra non sappia che cosa fa la mano sinistra, ma noi addirittura il mignolo della mano destra non sa che cosa fa il pollice della mano destra. No, ma capisco, perché purtroppo uno quando fa qualcosa non gli viene in mente di informare tutto il mondo, e purtroppo oggi quando uno fa qualcosa non ha il tempo di accertarsi se qualcun altro l'ha già fatto. L'unico è mettere queste persone in un tavolo così. In un tavolo così sarà sufficiente per mettere insieme tutte le persone. Tutte saranno informate reciprocamente, anche perché se io so che tu stai facendo qualcosa, dico, io come università dico, ragazzi, guardate che il comune di Codroipo sta facendo questo, perfetto, visto che io sono interessato ti metto a disposizione il docente, la scuola, la facoltà, il film, ragazzi, fermi ragazzi, ho il DAMS a Gorizia, facciamo una cosa, io come DAMS, visto che tu vuoi fare questo con la Cineteca, ti metto a disposizione il DAMS,
Questo è sinergia sul territorio, perché abbiamo un ben di Dio, cioè, noi abbiamo una grande fortuna che abbiamo un volontariato, un associazionismo che ha lavorato nonostante l'incapacità di fare sistema. Sono associazioni privati che stanno correndo, ma hanno fatto tantissimo. Mettiamoli in condizione di lavorare meglio, grazie al cielo. Come vedete, la regione non farà nulla, favorirà, creerà l'opportunità. Qui la nostra forza è far lavorare il privato. Quando il pubblico dice no, io sono il più figone, farete come dico io, in quel momento si arena tutto. Bisogna agevolare, mettere nelle condizioni il privato che sta già lavorando di farlo meglio e di far sistema. Fatto così, noi abbiamo vinto la tombola. È anche vero, però la proposta di legge è sicuramente ambiziosa, però c'è poco tempo e c'è il rischio, dicevate anche voi, di avere poche risorse. Ma l'importante è mettere le risorse in questa finanziaria, così tu fisicamente da marzo riesci a disporlo. Ma il rischio non è che alla fine si rischi di fare, come spesso accade soprattutto con i classici finanziamenti a pioggia, di accontentare un po' tutti, anche chi magari... Ma guarda che questo comitato consultivo, dove avrà dentro tutti, c'è il rischio sempre, ci mancherebbe, però se io sono un esperto di turismo, un esperto di cultura, un esperto rappresentante dell'università, delle province, perché devo andare a premiare gli interventi a pioggia? Che poi gli interventi a pioggia li fai più con la spesa corrente generalmente che con gli investimenti. Se posso Un po' fare di bacco? un'osservazione in complimento di un tentativo di mettere dentro tutto e di razionalizzare. Però Deanna, proprio a quegli incontri degli stati generali, lanciava una palla lunga, come dire, pensava ai siti UNESCO come finale di un percorso, E rimangono quelli, però un'iniziativa della Giunta, non di Consiglio. un afflato, come dire, internazionale. Vengo alla considerazione che c'è il rischio, come dire, di essere fagocitati nel comitatone nazionale, dove finisse per prevalere, come dire, l'epopea del Piave rispetto ai morti dell'Isonzo, no? Cioè nella dinamica. Forse la specificità del Friuli Venezia Giulia sta proprio nel cosiddetto fronte orientale, no? Quindi nel rapporto con la Slovenia, Croazia, l'Austro-Ungheria e Sarajevo, a partire da Sarajevo dal maggio dell'anno prossimo, quindi anche sviluppare quel rapporto. Ma ci sono diversi, ho capito. Ecco, questo era lo spirito. Tu sai però che noi dovremmo avere un occhio strabico e guardare a est anziché a ovest, no? Altrimenti no. Ho capito cosa dici tu sai però che l'UNESCO alla fine i nostri siti apparterranno al patrimonio dell'UNESCO dopo il 2018. Tu sai, no, nel senso che i tempi dell'UNESCO sono 4, 5, 6 anni, ed è anche vero che ci sono diverse corsie parallele. Ecco, ad esempio il fiume Isonzo rientra nel progetto dei siti legati UNESCO Grande Guerra, ma il fiume Isonzo già da 2 anni e mezzo, che lo sai che il FAI sta lavorando per un riconoscimento del fiume Isonzo tutto court, perciò storico, paesaggistico, faunistico, no? Perciò sono entrambe le cose, no? Sono 2 cose. Poi io credo, non gliel'ho chiesto a Deanna, ma io credo che che era più facile come forza contrattuale, aveva più forza una domanda all'UNESCO, cioè i siti UNESCO rumeno è venuto fuori UNESCO, è più facile forse ottenere un riconoscimento associandoci ad altri in questa richiesta, siamo più forti presso siti della Grande Guerra piuttosto che siti della Grande Guerra del confine o della trincea. Probabilmente erano più forti se presentandolo insieme agli altri. Non so se era questa, probabilmente era questa. UNESCO. Prima facevi riferimento a delle proiezioni dei turisti, cioè della massa di turisti che potrebbe raggiungere la nostra regione in questo periodo. Quanti più o meno? Qual è l'obiettivo? Ma una simulazione che noi abbiamo fatto soltanto tenendo presente che chi viene per la Grande Guerra non è che dice, ecco, mentre a Gorizia un campanello, anzi un indicatore del castello, nel senso che è difficile pensare che uno venga a visitare Corso Verdi, non vado in castello, non vado in Fondazione Cronini, visita Corso Verdi o chiesa di Sant'Ignazio, il Duomo, e se ne va. È più facile che uno vada a visitare il castello, poi se ha tempo
la Fondazione Coronini, la Sinagoga, via Castagnevizza, e tutto. Perciò quello è un campanello, cioè un indicatore. È anche vero però che uno che vuole visitare la trincea non va a visitare Re di Puglia, nel senso che Re di Puglia non è esaustivo da questo punto di vista. Sono tantissimi che vanno a visitare dei siti che tornano diverse volte anche, perciò non è soltanto quello. Io credo però che se Re di Puglia riesce a chiamare 450.000 persone all'anno, stimavamo insieme al Turismo FUG che il turismo delle memorie del Friuli Venezia Giulia sia almeno sull'ordine delle 600.000 persone. Raddoppiare io credo che sia una soglia minima. Se non siamo in grado di raddoppiare, per me abbiamo fatto flop, non siamo riusciti cioè se 600.000 vengono a costo zero, cioè senza promozione, non è possibile che non si riesca ad arrivare a 1.200.000 se Verdun riesce oggi, prima perciò del centenario, riesca a chiamare 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 persone, che non ha grandi cose più di noi, insomma. E soprattutto anche perché davvero qui da noi tu puoi stare 3 giorni ma vedi cose eccezionali, hai davvero l'imbarazzo della scelta. L'ultima cosa sulla fiera invece della Grande Guerra, sarà Gorizia. E quella è che è il mio pallino. Sarà Gorizia ad ospitarla e quando? Allora, 14 o... Io mi sono incontrato con altra veste anche già all'epoca con entrambi gli assessori, con Sommariva e con il presidente della fiera di Udine Gorizia SPA. È indubbio che appare di tutti come appunto il vino, se fatto a Marghera, ha un richiamo inferiore del vino del Collio. È indubbio che una fiera fatta a Gorizia, cioè sul ponte 8 agosto, dalla fiera vedi Oslavia, in 10 minuti sei su San Michele, in 15 minuti sei a Sagrado, sei a Fogliano, in 15 minuti sei a Castagnevizza, cioè sei davvero nel centro di quello che era i luoghi della Grande Guerra, di spazi giusti, adeguati. Non è una fiera di Udine immensa. Gorizia si presta perché abbiamo la struttura, utilizzeremo naturalmente, per me è indubbio che questa cosa qui dovrà essere il contenitore di iniziative private, senza dubbio. La Presidente della fiera è d'accordo nel momento in cui la giunta regionale dovesse dire, ma in questo caso abbiamo messo in legge, si fa una fiera, non abbiamo scritto Gorizia, ma è indubbio che è più facile farla a Gorizia anziché farla a Pordenone, è più facile farla a Gorizia anziché farla a Trieste, proprio per il discorso dell'appeal e della location. Poi lo sai che... Cosa si mette dentro la fiera? Ah, ma qui vai a... Per me fiera significa tutto, significa cominciare a fare dall'esposizione tutto ciò che è collezionismo. I collezionisti percorrono centinaia e centinaia di chilometri, nel senso che per me lo spazio dovrà essere, salvo l'anno zero, per me gli anni successivi dovrebbero essere affittati, nel senso che anno zero è difficile anche partire con la promozione, perciò per me l'anno zero significa, vedete, qui potete fare esposizione e scambio e vendita, perciò chi è collezionista appunto della divisa, della borraccia, del metodo, dello scarpone, dello stemmino, della cartolina, del manifesto, lì potrà trovare, lì sarà il suo settore. Lì deve essere tanti, ma tanti, in modo tale che chi viene, già da attrarre gente che viene, non sto scherzando, dalla Sicilia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Polonia, sapere che lì ci sarà tutto. Non sapete, soldatini di piombo, c'è gente che spende migliaia di euro, perciò dico, le persone si spostano, basta che sia ovviamente una fiera di spessore, cioè non trovare quelle cose che trovi lungo la strada in continuazione, ma un qualcosa che costi, perciò deve essere col personale di vigilanza, ovviamente per evitare danneggiamenti, le telecamere a circuito chiuso, cose perciò di pregio e di valore, ma tante. Lì uno sa che troverà qualunque cosa, lì la troverà. Poi ci sarà il momento del canoro. Noi abbiamo i cori maschili, sono tradizionalmente, penso al Sabotino, Monte Sabotino, sono canzoni prevalentemente di guerra, perché sono canzoni, non so a chi di voi piacciono, ma sono canzoni struggenti, cioè chi si sofferma proprio a pensare e sapere che quelle cose venivano narrate cantandole in quei momenti, in quei luoghi, non scritte dopo, cantate in quel momento, sono cose che fanno davvero capo alla pelle, sono cose commoventi, sono cose che riescono ad emozionare. Filmati tutto ciò che è di Grande Guerra, sia il filmato vecchio
da recuperare, sia quando parliamo di Gorizia, il DAMS, non dimentichiamoci che il DAMS già oggi recupera per conto di Hollywood delle pizze, filmati nuovi e filmati vecchi, perciò, ma può esserci la convegnistica. Perché di Grande Guerra si deve parlare a Roma, a Milano, a Bergamo, a Brescia, e non si può fare in modo che della Grande Guerra si parli espressamente a Gorizia? Ma perciò fare in modo che davvero sia il centro di tutto ciò che è legato alla Grande Guerra. Poi certamente possiamo fare anche altre cose che possono piacere di più ai ragazzi e ai bambini, i mezzi ancora, non perciò parliamo della Prima Guerra Mondiale ovviamente, i mezzi della Prima Grande Guerra Mondiale, della Prima Grande Guerra, l'editoria. Noi abbiamo, voi lo sapete, l'editoria regionale, gli Ossola. Quante cose hanno pubblicato la Leg sulla Grande Guerra? Tantissime, abbiamo gli editori di Trieste, di Udine, di Gasperi, ma abbiamo tantissimi nel Friuli Venezia Giulia, ma anche in tutta Italia. Il sapere, perciò, chi cerca un libro, sapere che da noi lo trova, non è una sciocchezza. L'editoria dello Stato Maggiore, che ha pubblicato cose eccezionali, non in vendita, sai che è difficilissimo tenerle. All'epoca, quando avevo fatto questa proposta già da anni, perché il mio pallino di questa fiera, ahimè, è datato nel tempo, avevo i calzoncini corti, ne avevo parlato con lo Stato Maggiore, con il colonnello Francesco Marazzi, l'ho detto: guarda, una cosa così, loro ben volentieri verrebbero con tutto ciò di cui possono disporre, cioè fare in modo davvero per i cultori, qui troveremo tutto, ma quello che non trovi altrove, tutto, riuscire per questi 4 giorni, poi fare in modo che chi viene qui, la famiglia, poi è indubbio che la conduci, come dicevo prima, la accompagni per mano sui siti, con i pulmini, con i fuoristrada, con gli accompagnatori che dovremo formare. Ma questo qui, se fosse per me, dovremmo farlo anche 2 volte all'anno, da adesso al 18, per me dovrebbe essere fatto in 2 stagioni, partire con l'anno 0, ma farne 2 volte, magari trovando una specializzazione prima in un settore poi nell'altro. Però dico, qui c'è davvero tutto ciò che ci viene in mente, lo possiamo mettere. Assessore, io devo andare, volevo fare un intervento, devo complimentarmi con l'iniziativa, però sono d'accordo che siamo troppo in ritardo. Dobbiamo io adesso sono stato eletto. Le cose, guardi, come associazione di cui sono presidente, devo complimentarmi proprio.